Bentornati, questa è Televignole ed io sono sempre Paola Malcotti. Chi ha avuto modo di seguire la prima puntata di questa mia rubrica sa già che in Valle di Ledro sono state recentemente ritrovate le antiche tracce della civiltà vignolese. Oggi vorrei però richiamare la vostra attenzione sugli influssi che i vignolesi ebbero sulle altre popolazioni dell'Alto Garda. E stando a quanto afferma ad esempio il professor Serete La Bocca, che ha analizzato attentamente quello specifico periodo storico, furono proprio i vignolesi ad insegnare ai ledrensi l'arte della fabbricazione dei chiodi, i ciuaroi nella parlata locale. Nell'alta valle di Ledro, allora ricca di minerali ferrosi, c'erano infatti tante miniere dove si estraeva il prezioso metallo. Ai ledrensi serviva essenzialmente per forgiare attrezzi per la lavorazione del legname o per i primi rudimentali paioli utilizzati per la polenta conza, contenente oltre alle patate dalla farina gialla della vicina Storo anche i rimasugli delle operazioni per la concia delle pelli, donde il gusto accattivante che ha fatto la fortuna di questa ricetta. Ma torniamo ai ciuaroi. Nelle fucine erano tanti gli scarti di ferro fuso che finivano per terra, dove restavano inutili fino a quando qualcuno non decideva di raccoglierli e ributtarli sopra il fuoco. Un vignolese, visto questo spreco di prezioso materiale, raccolse i piccoli scarti e con un paio di martellate li trasformò in pezzi aguzzi da una parte e piatti dall'altra. Era nato il primo ciuarol. I vignolesi ebbero comunque una notevole importanza anche in quella che fu di certo la prima forma di turismo. A loro si deve infatti l'installazione dei primi, sia pur grezzi, impianti a fune nella zona di Tremalzo. Il classico uovo Kinder, con tanto di sorpresa. C'erano delle corde, tra un pino e l'altro, in una lunga sequenza. Servivano ai ledrensi come carrucola per il trasporto del legname. Con semplici accorgimenti quel sistema di collegamento tra il fondovalle e la cima della montagna, sopra l'attuale Malga, fu convertito in quello che è definito il primo ski lift del mondo. Un servizio usato da cacciatori e commercianti, visto che da lì si poteva poi scendere, scie i piedi, verso Tremosine e quindi sul Garda, dove già fiorivano i primi traffici con la Serenissima, ma che nei secoli successivi attirò a Tremalzo i primi turisti provenienti, pare, persino da Madonna di Campiglio, Alto Adige, Cortina, Bondone e tutte località sciistiche già famose, ma prive di questo ingegnoso sistema, che evitava agli sciatori di salire scaletta fino in cima per poi godersi la discesa. E con questo per oggi ho finito. La vostra Paola Malcotti vi dà appuntamento alla prossima puntata. Rimanete sintonizzati su Televignole. A presto!